Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Oggi è lunedì 10 marzo, dunque una puntata articolata. Abbiamo... Sì. Questa non è l'ultima parte. Sì. Di dire la quarta tranche e dopo c'è la sigla finale. Sì, ma siccome prima non conducevo io, più che altro per quello, vabbè, insomma, ok. Sì, allora ripartiamo. Ok, scusa. Ci credo che sia anticomunista. Eccoci dunque arrivati all'ultima parte di 7 in punto, da parte di chi vi parla, ovviamente ben ritrovate e ben ritrovati, dopo questa articolata intervista in esterni al presidente regionale dell'Ascom Confcommercio Fernando Ziglio, al microfono di Antonella Prigione, abbiamo il piacere di ospitare con noi, la ringraziamo di essere in nostra compagnia, Simonetta Tregnago, presidente della Commissione regionale Pari Opportunità del Veneto. Buongiorno a lei, Presidente. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Simonetta Tregnago ovviamente è una donna, siamo all'indomani dell'8 marzo e ovviamente non possiamo esimerci dal rivolgere una domanda. Secondo lei, proviamo a essere cattivi subito, ha ancora senso oggi intitolare una giornata alla donna? La stessa domanda posso fare ancora se si intitolare una giornata alla mamma, al papà, che ne so, al ricordo delle foibe. Sono date simboliche, noi abbiamo bisogno anche di questa ritualità nella nostra quotidianità, di un richiamo appunto a questi riti del ricordo, della memoria e della celebrazione, perché è anche bello celebrare certi tipi di compleanni. Senta, ma non è una forma un po' discriminante, adesso noi insistiamo nell'argomento, cioè parlare di quote rosa per esempio, adesso insomma siamo nell'attualità più stretta, se non andiamo errati domani ci dovrebbe essere questa approvazione, domani martedì 11, a proposito del... Quando si parla di genere, no? Parità di genere, cioè ci fa un po' specie perché significa ancora che viviamo in un mondo, in una società e in una politica discriminante. Purtroppo sì, perché una cosa è la teoria della nostra Costituzione che prevede comunque la parità e l'uguaglianza tra i generi uomo e donna. Una cosa è la pratica quotidiana in cui si vede che la donna effettivamente fa ancora fatica a entrare in determinate stanze, a entrare nei meccanismi della decisione e nei luoghi appunto dove si prendono le decisioni che regolano la nostra vita. Ricordo che la popolazione italiana è composta almeno per il 52% da donne, quindi mi sembra che una corretta rappresentanza di donne appunto nei luoghi della decisione è fondamentale. L'idea che si è fatta delle donne del nuovo esecutivo, visto che insomma c'è una equa ripartizione, anzi Renzi ci ha tenuto particolarmente a sottolineare questo aspetto. Sì, diciamo che il gesto di Renzi di mettere pari opportunità di accesso nel nostro governo è un gesto che sicuramente va premiato nelle intenzioni. Io non sono abituata a dare giudizi preventivi, aspetto a vedere gli atti effettivi di governo di queste donne a cui faccio un grande augurio, ma faccio anche un grande augurio agli uomini di questo governo, proprio perché hanno anche loro una grande responsabilità e li vediamo tutti all'opera. Tra l'altro, se non andiamo errati, come media di età ci sono donne più giovani o no? Magari Padoan e la Guidi insomma, rialzano un po' la media, ma insomma sì, è comunque bassina. Sì, una media molto bassa, diciamo che è una media coraggiosa, perché forse quello che viene a mancare nell'esperienza di vita può essere un valore nel coraggio di determinate decisioni. Io spero che ci sia una grande mediazione appunto tra esperienza, coraggio, capacità di governo e lungimiranza, anche progettualità. A Simonetta Tregnago noi poniamo un quesito relativo al titolo che abbiamo voluto dare. Paura non abbiamo, riprendendo diciamo, il ritornello di una vecchia canzone popolare che faceva riferimento appunto alle donne, erano i primi moti di emancipazione.
Sì, al giorno d'oggi paura non abbiamo. Simonetta Tregnago è molto impegnata anche in settori che riguardano le pari opportunità, ma anche per esempio il discorso della violenza alle donne. È un argomento di cui si parla, un argomento che ci viene quotidianamente riproposto perché in questi giorni è veramente un bollettino di guerra. Paura non abbiamo. Può oggi una donna non avere paura? Noi crediamo proprio di no. No, è impossibile non avere paura, perché questo senso di insicurezza ci accompagna nella vita quotidiana, quando usciamo o anche quando siamo a casa, magari alla presenza di un compagno, di un marito, di un figlio, di un genitore che purtroppo può farci violenza e può fare violenza nel modo più subdolo, che può essere quello psicologico oppure quello economico, oltre proprio alla violenza fisica o sessuale, che diciamo sono molto più stigmatizzate come tipo di violenza, sono più evidenti. La violenza psicologica è una violenza terribile perché mira proprio a distruggere la personalità della vittima e farla ancora più debole rispetto al carnefice. È molto difficile venirne fuori e rendersi conto di subire violenza. Certo che dalle sue considerazioni, e noi concordiamo in tutto e per tutto e chiediamo anche beneficio a chi ci sta seguendo da casa, dalle parole di Simonetta Tregnago abbiamo capito che l'uomo nero non esiste, perché si parla sempre comunque di una paura da avere soprattutto tra le mura domestiche. Sì, è veramente anche difficile difendersi perché sono sempre legati questi tipi di violenza alle relazioni affettive, sia di tipo parentale che di tipo amoroso, e quindi le donne vittime di violenza hanno un grande disagio anche a denunciare la violenza stessa, perché non si vuole far del male a una persona cara, ma non c'è altra difesa, assolutamente. Simonetta Tregnago è anche, lo abbiamo ricordato, presidente della Commissione regionale pari opportunità della Veneto ed è venuta a trovarci anche per parlare di una bella iniziativa di cui la Commissione regionale pari opportunità del Veneto è promotrice ed è un corso di comunicazione politica, tecniche e strumenti, seconda edizione. Noi, prima che la nostra gentile ospite ce ne parli, vorremmo sottolineare il fatto che è un corso di comunicazione politica rivolto alle donne, no? Sì. Comunicazione politica, cioè al giorno d'oggi è una bella scommessa perché già la politica ha perso di credibilità, non solo voi stimolate a comunicare, ma probabilmente stimolate anche a comunicare in un modo per cui le persone insomma, abbiano fiducia in quello che dite, perché insomma, la considerazione che si fa sempre quando si ascolta un politico, dicono tutti le stesse belle cose e poi... Esatto, è quello. Vede, c'è una cosa che mi conforta, il fatto che dai sondaggi che si vedono, che passano anche attraverso i media, si nota che le donne generalmente sono più credibili. Questo cosa ci porta? A fare una considerazione al fatto che nei contenuti noi siamo generalmente molto brave, parlo del noi rispetto a genere femminile, però qualche volta ci manca la capacità di trasmettere un messaggio corretto di quello che siamo veramente e quello che vogliamo proporre anche nella nostra attività politica. E questo corso è proprio destinato alle donne che vogliono appunto impegnarsi in prima persona nelle magari future elezioni amministrative anche che ci saranno anche a livello regionale, perché dà gli strumenti per una corretta gestione della propria campagna elettorale, proprio una cosa tecnica che è una cosa importante, perché è giusto saper fare le cose, però è molto anche giusto saperle comunicare correttamente. Ricordo che alle prossime elezioni amministrative locali, nei comuni sopra i 5.000 abitanti, ci sarà la possibilità di esprimere una doppia preferenza di genere. E questo è uno strumento che mi auguro porti all'aumento del numero delle donne elette nei nostri comuni. In pratica nelle liste elettorali dei comuni sopra i 5.000 abitanti ci sarà una determinata percentuale di uomini e donne. Si può esprimere all'interno della stessa lista 2 voti di preferenza, uno per un uomo e l'altro per una donna, o viceversa, il primo per una donna e l'altro per un uomo, e tutti e 2 i voti sono validi, e quindi direi ai nostri concittadini e alle nostre concittadine di approfittarne e dare 2 voti. Ah, per cui cioè, i comuni sopra i 5.000, neanche quelli sopra i 15.000? No, sopra i 5.000. Ah, caspita. Ce ne sono anche parecchi. Molti. Non ricordiamo, insomma, perché ovviamente
ricordiamo che questo 2014 è un anno ricco di appuntamenti elettorali, insomma, insomma, si scongiura e si spera che non ce ne siano ulteriori rispetto a quelli preventivati. Allora, comunicazione politica, ricordiamo i corsi, o meglio gli incontri si tengono a Venezia. Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia. È proprio quel bellissimo palazzo che c'è tra la stazione ferroviaria e Piazzale Roma, quindi è molto comodo come location ad arrivare. Ecco. Comodo in una città scomoda come Venezia. Sì, è sempre una città meravigliosa ma un po' problematica. Gli incontri, vogliamo ricordare qualche data, alcuni relatori? Sì, sono dei relatori direi di grande prestigio, di grande capacità, sono il professor Mario Rodriguez, il professor Francesco Pira, il professor Gianpietro Vecchiato e la professoressa Maria Paola Lacaria dell'Università di Padova, Milano e Messina. Sono professionisti con una grande esperienza dal punto di vista comunicativo, proprio della gestione della comunicazione e l'insegnamento di questo, e con grande esperienza anche di campagne elettorali, perché hanno seguito campagne elettorali anche a livello nazionale, quindi possono darci degli ottimi suggerimenti. I contenuti sono vari, vanno dalla gestione appunto della campagna elettorale all'uso dei social network che stanno diventando sempre più importanti nella nostra quotidianità. Sì, su Facebook ci sono anche tante sciocchezze, però passano tanti messaggi della politica. Ormai Twitter e Facebook diventano quasi come delle agenzie di stampa, non so se sta notando questa cosa, sì, che proprio ci sono queste notizie che passano in tempo reale attraverso questi mezzi e quindi possono essere utili anche nelle campagne elettorali di più piccole dimensioni. E gli appuntamenti sono a cadenza settimanale e andranno fino alla metà di aprile. Beh, sa, lei sta parlando di mezzi di comunicazione quanto mai aggiornati e tecnologicamente all'avanguardia. Abbiamo un Premier che insomma spesso e volentieri viene identificato con tutti questi strumenti che ci propone la tecnologia, si parla di tablet, di PC, di smartphone e quant'altro, insomma, addirittura si sveglia la mattina e la prima cosa che fa twitta, no? Il nostro Premier, insomma, per cui sono diventati molto importanti questi strumenti di comunicazione politica. Sono molto giovani, diciamocelo, sì, sono molto giovani perché la comunicazione istantanea è una comunicazione comoda. Certamente, se posso dire un difetto che c'è, è che assorbe molto tempo, sì, perché per essere costantemente aggiornati davanti a questo eccesso di comunicazione ci vuole una grande applicazione di tempo e secondo me ci si distrae un po' dalla vita quotidiana. Beh, sa, ci fa piacere anche sentire questa considerazione, perché alle volte si sembra talmente catturati, no, anche per la possibilità che ti dà la tecnologia, di godere di questo aggiornamento anche deambulando, spostandoti, perché insomma con tutti gli strumenti che ci sono oggi, però effettivamente ti distrae un po' da quella che è la realtà. La relazione umana, diciamo così? Ecco. Sì, anche perché insomma, noi ci rivolgiamo anche a chi ci segue da casa, noi abbiamo un folto pubblico che ci segue, fortunatamente di questo ve ne rendiamo conto, che insomma, non sempre è così aggiornato con gli strumenti di comunicazione moderni, per cui insomma, gradisce anche che le persone vis-à-vis, cioè guardandole negli occhi, insomma, comunichi, e crediamo che il corso nel nostro di comunicazione corso, politica... esattamente, dedichiamo delle lezioni proprio alla comunicazione interpersonale diretta, alle riunioni, all'incontro che so, al mercato, al bar, ai convegni, alle appunto riunioni di cittadini o cose, perché anche proprio la relazione, scusate la parola, l'annusarsi, sentirsi un pochino, è veramente importante. Sì, non vorrei mai che lo perdessimo questo tipo di rapporto, mai. Beh, sa l'espressione quando si dice a pelle quella persona non mi va, no? Sì. Che proprio i nostri sensi sono piuttosto importanti. E poi anche importante perché forse si è anche meno imbrogliati da queste sensazioni che sono molto importanti. Ecco. Con la nostra ospite abbiamo parlato di tante cose, di questa serie di incontri, però veniamo anche alla realtà insomma, che rappresenta Simonetta Tregnago, cioè la Commissione regionale pari opportunità del Veneto. Tra poco, se non è già apparso, vorremmo visualizzare anche il numero di telefono a cui fare riferimento, se appunto è possibile. La Commissione regionale pari opportunità del Veneto, cioè questo organismo, sappiamo che in pochi minuti non è facile descrivere l'attività, ma di che cosa si occupa? Lei dirà, delle pari opportunità. Sì, vuole essere uno strumento di stimolo e di confronto anche per la nostra classe politica regionale, proprio sui temi
temi di quello che è essere donna e anche essere uomo nella nostra regione, insomma, per un riequilibrio delle politiche anche che sono messe in atto a livello regionale. È importante perché vuole richiamare l'attenzione sui temi, abbiamo parlato prima del tema della violenza, ricordo che il 23 aprile compie un anno la legge regionale contro la violenza di genere ed è stato un grande risultato da parte della nostra regione, proprio perché ha messo a regime tutte le azioni di contrasto e prevenzione a questo fenomeno che purtroppo, ripeto, anche da noi è molto presente. E diciamo che dare alle azioni di contrasto e prevenzione una dignità di legge regionale fa sì che i finanziamenti siano continui e quindi ci sia una messa a regime proprio delle attività in coordinamento con forze dell'ordine, magistratura, mondo della sanità e quindi decisamente un'azione molto più efficace e speriamo insomma, che nel futuro ci siano sempre maggiori risultati. Altre cose di cui ci occupiamo di cultura, bene o male, perché i cambiamenti nella nostra società devono partire proprio da una revisione degli stereotipi e delle visioni, delle convenzioni culturali anche che sono presenti nella nostra mentalità, a volte, posso dire, un po' arcaica? Ecco. E quindi ci vuole apertura al cambiamento e al rinnovamento dei ruoli. E ci occupiamo del mondo del lavoro, dell'imprenditoria, di quello che è appunto favorire e incrementare la presenza delle donne nel mondo della politica e della pubblica amministrazione. Ricordo che purtroppo nel nostro Consiglio regionale sono presenti solo 2 donne su 60 consiglieri. No, 3 donne, chiedo scusa, 3 donne su 60 consiglieri ed è una cosa che mi dispiace un pochino, anche se 2 di queste sono assessori, quindi hanno un ruolo molto importante. Sì, la qualità è indiscussa, mi piacerebbe anche la quantità. Donazzan Coppola è il terzo consigliere, un altro consigliere? È di Padova, non mi ricordo. No, vabbè, insomma, sì, comunque insomma solo 3 donne sono un po' pochette. Lazzarin. Ah sì, Lazzarin, è vero, Lazzarin. sì, Lega, è vero, sì, della Lega Nord, è vero. Sì, ottima memoria. Simonetta Tregnaro, che è in scadenza di mandato, ma come fa la Commissione regionale pari opportunità senza la Presidente che ha vissuto 2 mandati? Sì, no? Noi ringraziando il cielo abbiamo il limite del mandato, che è una cosa che auspico in tutte le cariche elettive perché obbliga al rinnovamento. Sì. Dai, insomma, non ci si può sempre fossilizzare nei ruoli, nelle posizioni. A me piace, sarà che sono donna appunto e amo le sfide, vivere posizioni di rendita non è mai un bene per la pubblica amministrazione e per la politica, proprio perché si fossilizzano le idee, i percorsi, le situazioni, le relazioni. Il limite del mandato è una cosa molto interessante proprio perché si finisce il proprio lavoro e si aprono altre prospettive. Però è stata una bella esperienza, se poi è coincisa Molto con questa bella. legge che appunto compie un anno, per cui nel pieno anche di questo secondo e ultimo mandato, potremmo Molto dire bello. che è un bilancio più che positivo. Sì. Bene, insomma, è una bella esperienza. Torniamo al corso di comunicazione politica, giusto per ricordare. Avete sentito, insomma, proseguono gli incontri, si tengono a Venezia. Finora quanti ce ne sono stati? Uno. Oggi pomeriggio ci sarà il secondo corso. Per cui Io, lunedì pomeriggio... come sempre, sarò presente perché ci tengo in modo particolare a questa iniziativa, proprio perché anche per conoscere le varie persone iscritte al corso, abbiamo tantissime iscrizioni, proprio un successo, ma soprattutto un segnale di grande attenzione a questi temi, grande. Io spero che l'Italia sia finalmente pronta a quel cambiamento epocale di cui sentiamo tutti bisogno e speriamo che anche a livello nazionale ci sia un segnale forte. C'è questa alleanza trasversale tra donne dei vari schieramenti politici e anche uomini per il famoso 50-50 e presenza di liste e soprattutto l'alternanza dei nomi nelle liste elettorali. Ripeto, abbiamo bisogno di un segnale forte, per non perdere anche la speranza e la visione e la capacità. Insomma, se nei paesi del Sud America, con tutto il rispetto per il Sud America, ci sono delle presidenti donne, insomma, è già quello un bel segnale che insomma, la figura femminile è riuscita ad imporsi anche in contesti maschilisti, insomma, proprio per antonomasia.
e lo ripetiamo con tutto il rispetto per quelle bellissime realtà dove tra l'altro la presenza italiana è stata sempre molto importante. Sì. Allora, l'ha ricordato Simonetta Tregnago, oggi c'è un incontro dalle 14 alle 18, tra l'altro un titolo molto stimolante, Costruzione dei messaggi, le metafore politiche, per cui insomma ci sarà... Molto legato anche alla nostra realtà, perché... io penso che molti dei nostri telespettatori seguano i talk show anche di tipo politico che affollano qualunque ora e qualunque giorno della settimana ormai. Cosa vuol dire? Spettacolarizzazione della politica o un grande interesse sui temi della politica? Insomma, mi pongo ancora la domanda, ma l'uso delle metafore nei messaggi politici è estremamente interessante. Sì. E magari ci aiuta anche a, come dire, seguire meglio questo affollamento di appunto, appuntamenti, questi talk show che insomma dalla prima mattina fino a notte fonda ormai affollano. Poi vede, anche queste lezioni non sono la tipica lezione universitaria in cui il docente parla e gli ascoltatori subiscono passivamente, c'è molta interlocuzione e anche c'è molta partecipazione attiva da parte di chi segue il corso, che devo dire senza nessun problema esprime quello che pensa, quindi ripeto è molto molto stimolante e ci tengo ad essere presente a questi incontri, anche per avere un po' il polso della situazione di quelle che saranno, spero, le future partecipanti e le future protagoniste della nostra vita politica. E ce lo auguriamo. Con tutto il cuore. Comunicazione politica, tecniche e strumenti, il ciclo di incontri che ci è venuta a presentare Simonetta Tregnago, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, che ringraziamo di essere stata con noi e alla quale auguriamo non solo buon lavoro ma anche un sereno futuro all'indomani della dismissione, se possiamo dire così, di questa carica. Sì, adesso l'anno prossimo, chissà quando sarà, vediamo, ma comunque il futuro è rosa. Con questo messaggio noi ci congediamo da voi, vi salutiamo e vi ringraziamo e ci rivediamo domani mattina come di consueto con un nuovo appuntamento dedicato a 7 in punto. Arrivederci e buon inizio di settimana.